Meno aggressiva della normale influenza stagionale, eppure sorvegliata speciale dalla metà di aprile scorso. Anche in Veneto l'influenza A H1N1 fin dall'inizio è tenuta sotto controllo da una task force e da un'unità di crisi ed ora tutto è pronto per avviare la campagna vaccinale. L'assessore regionale alla sanità dunque rassicura. Questa influenza potrà essere vista anche quelli che la prenderanno come una normale influenza stagionale, forse anche di minore aggressività. Il numero dei casi non preoccupa dunque circa l'aggressività del virus. Nei primi mesi si è registrata un'impennata dei casi, dagli 8 di fine giugno si è passati ai 98 di fine luglio, le province più colpite Padova, Vicenza e Treviso. Dopo 2 mesi a fine settembre il numero totale è di 712 casi, ma solo per 16 pazienti è stata necessaria l'ospedalizzazione. Il messaggio dunque è chiaro, la maggioranza dei contagiati sarà curata a casa come si farebbe con una normale influenza. Ai medici è stato inoltre richiesto uno sforzo in più per il periodo natalizio quando si prevede il picco di diffusione del virus. Per la vaccinazione il Veneto è in attesa di ricevere la dotazione di 1.380.000 dosi che dovrebbero arrivare entro la prima metà di novembre, ma dal Ministero arriva anche un importante chiarimento. Si può effettuare le 2 vaccinazioni nella stessa seduta vaccinale purché in sedi anatomiche diverse. Da non trascurare la vaccinazione stagionale rispetto a quella pandemica. Per i soggetti a rischio sono consigliate entrambe. Infine un appello che suona come un invito al buonsenso. No alla medicina fai da te, andare a cercare le informazioni in internet, andare a cercare medicinali, farmaci in internet non è una buona cosa, è una cosa da lasciare a dei professionisti come i medici di famiglia.